Di padre in figlio, Enea è il secondo lavoro dietro la macchina da presa di Pietro Castellitto, giovane e talentuoso regista 31enne già premiato a Venezia, in concorso quest'anno per il Leone d'Oro. Pietro ha coinvolto anche papà Sergio in questo suo film e racconta come lui stesso li ha definiti giovani affamati di vita. Sono molto emozionato, molto curioso di quello che accadrà. Io personalmente sono felice del risultato. Però insomma un film dopo un po', quando ce l'hai soltanto te dentro, diventa pesante, quindi sono felice questa sera di diluire il peso condividendolo con tutti. Il suo rapporto con Venezia? Bello, io devo tutto a Venezia, mi ha battezzato come attore e come regista, dalla protezione dell'armadillo a Freaks Out, ai Predatori, e quindi Venezia mi porta fortuna. Non so quanto io porti fortuna a Venezia, perché con i Predatori c'era il Covid e con Enea c'è lo sciopero. Faccio tantissimi auguri alla Mostra di Venezia per i suoi 80 anni e a 80 anni oggi sei giovane, quindi c'è ancora tutta la vita davanti Venezia. Il papà di Pietro, Sergio, questa mattina nella sala Mosaici del Casino ha ricevuto il premio Bianchi dalle mani di Laura Degli Colli, presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici italiani. A tributare l'applauso al grande maestro di cinema anche il presidente della Biennale Cicutto e il direttore della mostra Barbera. I premi te li devi meritare un anno dopo che te l'hanno dati.